Bomba dell'ultimo minuto, tifosi del Napoli. Il club azzurro è alla ricerca di un altro rinforzo per la difesa, ma la trattativa si preannuncia impegnativa. Per non perdere nessun dettaglio, iscriviti subito al canale e attiva la campanella per seguire tutti gli aggiornamenti di mercato. Lasciate un like e mostrate il vostro sostegno mentre approfondiamo i dettagli di questo possibile trasferimento. Il Napoli ha mostrato interesse per il difensore centrale dell'Arsenal Jakub Kiwior come alternativa strategica per rafforzare la propria rosa. Il giocatore, che ha esperienza in Serie A con lo Spezia, è considerato un'opzione interessante per il tecnico Antonio Conte. Tuttavia, il club inglese ha fissato un prezzo di 25 milioni di euro, mentre il Napoli avrebbe offerto 15 milioni, creando una notevole differenza nella trattativa. Secondo Tuttosport, il Napoli intende riprendere i contatti con l'Arsenal nelle prossime settimane per cercare di colmare la distanza. Allo stesso tempo, Ardian Ismaili dell'Empoli è emerso come un'opzione valida e più accessibile per la difesa. Il contratto di Ismaili scade a giugno e questo potrebbe facilitare un accordo invernale. Ora vogliamo sapere da voi, tifosi del Napoli. Pensate che la società debba insistere per Kiwior e cercare di trovare un accordo con l'Arsenal? Oppure investire su un'alternativa come Ismaili sarebbe una scelta più saggia? Lasciate le vostre opinioni nei commenti e restate sintonizzati per ulteriori notizie sul mercato del Napoli.